L'associazione ambientalista di Agrigento, attraverso il suo rappresentante, il dottor Claudio Lombardo, interviene oggi affermando come nel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa a San Leone le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli di posidonia in alcuni punti superano addirittura il metro di altezza. Spostare in discarica questa grande massa di posidonia, attualmente classificata come rifiuto speciale, avrebbe un costo esorbitante e nello stesso tempo sarebbe dannoso per l'ambiente, poiché queste banchette intrappolano una grossa quantità di sabbie che verrebbero sottratte alla spiaggia di Maddalusa. Nei giorni scorsi l'associazione ambientalista agrigentina Mariamico, con la consulenza dell'esperto forestale e ambientale Filippo Maccari, aveva presentato un progetto che consisteva nello spostamento di queste masse alla base delle vicine dune, già aggredite dall'erosione. Questa operazione avrebbe svolto certamente un'azione di protezione meccanica, riducendo l'energia del moto ondoso, contribuendo alla stabilità delle spiagge e avrebbe permesso la ricostruzione di nuove dune. Ci auguriamo, conclude nel comunicato l'associazione ambientalista agrigentina Mariamico, che il nuovo sindaco di Agrigento possa fare sua questa idea progettuale a salvaguardia delle nostre coste.